cosa si aspetta appunto dopo la sentenza favorevole del TAR. Giustizia, nel senso che reputo che questa sentenza sia quanto mai opportuna, ripone il dito su una piaga che è stata evidenziata al suo manifestarsi, perché nel caso del Comune di Conegliano sicuramente era quello più penalizzato di tutti i comuni della provincia di Treviso, perché a fronte di 4 milioni di euro di prelievo del Fondo di solidarietà c'erano stati restituiti 130 mila euro circa, per cui siamo di fronte a un prelievo oggettivamente odioso, oserei dire quasi a una rapina. Credo che adesso ci sia la possibilità di recuperare e mi auguro che si riescano a portare a casa i soldi della giustizia. Quindi tecnicamente il fondo dovrebbe essere restituito, diciamo, per intero ad ogni singola amministrazione. Ci chiedevamo appunto se nel caso in cui lo Stato temporeggi, se abbiate gli strumenti giuridici appunto per condurre in porto la sentenza. Beh, gli strumenti giuridici ci sono e ce li giocheremo tutti davanti al Consiglio di Stato. Vediamo come reagisce il governo, in base alla reazione poi si calibreranno gli strumenti giuridici. Credo che però sia un risultato importante, perché in ogni caso costringe diciamo, lo Stato a un cambiamento di rotta, cioè non si possono penalizzare i comuni virtuosi, bisogna combattere la spesa cattiva e non la spesa buona. Ma l'associazione ha coordinato tutti questi ricorsi, i ricorsi dei 44 comuni, e credo che il risultato sia importante anche perché è il risultato di tanti comuni che si sono messi assieme per difendere proprio l'autonomia del comune di fronte allo Stato, perché questo è stato riconosciuto poi dalla sentenza del TAR, e cioè il fatto che lo Stato con quel tipo di provvedimento ha leso l'autonomia finanziaria dei comuni. Quindi compito dell'associazione, che un po' raccoglie tutti i comuni trevigiani, è proprio è stato quello di coordinare i comuni e di fare questa battaglia per la difesa dell'autonomia dei nostri comuni e quindi per la difesa dei nostri cittadini in ultima istanza.